Giuseppe Di Rosa, si può dire che eufemisticamente lei sta proprio cambiando rotta nei confronti dell'amministrazione comunale? Ogni giorno esce una contestazione nei confronti appunto dell'operato. Ora si parla del danno erariale relativamente alla gestione del parcheggio e poi in merito alla Fondazione Pirandello. Ecco, come mai? Cosa c'è da dire? Chi ha cambiato rotta è l'amministrazione, perché queste sono cose delle quali avevo concordato oltretutto, tutto col sindaco. Si parlava già prima dell'avvento della nuova amministrazione, ne parlavamo in campagna elettorale, ne abbiamo parlato oltretutto la campagna elettorale, non dimentichiamoci che è durata più di un anno. Di conseguenza, se ne parlavamo, se io ho esposto tutte queste problematiche e mi veniva riferito sempre: le andremo a fare assieme, risolveremo questi problemi, li programmeremo, uno tra tanti. Io parlavo del centro commerciale Atenea, lui, il sindaco, se l'è giocata immediatamente insediato. Tutte queste erano programmazioni che avevo nel tempo maturato io. Di questo del parcheggio pluripiano ne parlavo già da un anno con lui, che c'erano problemi nei parcheggi, non solo in quello, e mi veniva detto che avremmo risolto il tutto in pochi mesi, avremmo riportato tutto alla città e tutta alla legalità e tutto quello che era. Chi ha cambiato rotta non sono io, assolutamente. Io continuo a fare squadra con i miei amici e continuo sulla mia rotta. Chi ha cambiato rotta non sono io. Partiamo adesso dal problema. È impossibile che mi senta dire, è impossibile che la città si senta dire che l'amministrazione sta affrontando una problematica sin da novembre. Ma scusatemi, se io a febbraio, il 17 febbraio, io ho esposto questo problema e voi dite che state interloquendo ancora con la ditta, e no, non è così. Parliamo del parcheggio Il parcheggio pluripiano dato in gestione a un'azienda privata introitava, prima di darlo in gestione all'esterno, 96.000 euro quando andava male, e quel parcheggio era gestito malissimo. Io oggi vado al parcheggio, pago, e l'azienda che ce l'ha in gestione è da 2 anni e mezzo e oltre che non paga il dovuto al comune. Loro dicono di quantificare il tutto in circa 224.000 euro. Io dico che siamo già a 250.000 euro. Pur non di meno, con questi soldi potremmo dare i servizi alla città. Perché non fare trascorrere una Santa Pasqua meglio ad alcune famiglie agrigentine con quei soldi? Perché non sistemare le strade? Perché non sistemare tanti altri servizi alla città che oggi non ci sono? Secondo punto, quello della presidenza del teatro della Fondazione Pirandello. Ma quella è una cosa incredibile. Il sindaco per statuto diventa presidente della Fondazione Pirandello. Bene, ad oggi sono trascorsi 5 mesi, non mi si dica che non si sono trovati i tempi per farlo. Il sindaco non si è insediato. Ma perché? Ancora oggi? Ma perché non lo so, non mi è dato sapere. Ma dico io, insediati e poi puoi fare quello che vuoi. Però nel frattempo, tra ottobre e dicembre, se voi andate a fare la rassegna stampa sulla vostra emittente e su altri, avete ricevuto le note stampa dal teatro. E chi lo presiede? Chi decide se fare o meno uno spettacolo al Pirandello o meno, o fare altro? Il Pirandello, il bilancio è sano o deve dei soldi? Nessuno, nulla ci è dato sapere, e continuano nella non trasparenza della macchina amministrativa. Sono tutte cose delle quali avevo parlato. Io ho mantenuto la rotta, loro hanno cambiato rotta, spero che non affondino, perché se affondano loro affonda la città. Prima di affondare, possibilmente, visto che hanno cambiato rotta, abbandonino la